L'area progressista agrigentina, formata dai rappresentanti del Partito Democratico, dell'Alleanza Verdi e Sinistra, da Lega Ambiente, da Agrigento in Comuni, da Laici Comboniani, dall'Associazione Adila, dal Movimento 5 Stelle, da Italia Viva, dall'Arci, dall'Associazione Agrigento Punta a Capo, Controcorrente, Restare per Cambiare, inviano un appello per la città che è allo sbando: scendiamo in piazza a protestare. L'inchiesta giudiziaria e gli arresti di questi giorni, afferma l'area progressista, che hanno per oggetto appalti truccati, mazzette e corruzione, si inseriscono in uno scenario estremamente deteriorato che vede pubblici funzionari e pezzi significativi del mondo della politica agrigentina invischiati in affari illeciti e incapaci di fornire servizi efficienti ai cittadini, gravati da costi sempre più elevati. Il mese scorso è stato deliberato dalla Giunta Comunale un aumento di 40 euro a famiglia della tassa dei rifiuti, incrementando ancora di più il costo del servizio, oggi tra i più cari d'Italia. Al costo elevato per sovrappiù si accompagna la qualità scadente del servizio e sotto gli occhi di tutti lo stato di abbandono di larga parte della città, il proliferare dei cumuli di spazzatura, l'assenza di un adeguato scerbamento, la chiusura delle isole ecologiche, la mancanza del lavaggio delle strade, l'inesistenza dello spazzamento meccanico. Anche l'assemblea dei sindaci dell'AICA, di cui Agrigento è comune capofila, ha deliberato nei giorni scorsi un aumento del 5,40% della tariffa del servizio idrico. Quindi, afferma il comunicato stampa dell'area progressista, pagheremo bollette più care, mentre la prospettiva di una normalità nell'erogazione dell'acqua è sempre più lontana. Ma quel che più indigna è scoprire che mentre noi aspettiamo la nuova rete idrica, chi aveva il compito di fare presto pensava invece ad allungare i tempi per pilotare l'appalto a favore di imprese amiche, anche se prive dei requisiti patrimoniali. Oggi i partiti che amministrano la città sono silenti, come se quello che sta accadendo non li riguardasse, come se reati ipotizzati di corruzione, turbativa degli incanti e frode nelle pubbliche forniture non fossero dei gravissimi delitti contro l'interesse di tutta la collettività. Pertanto, conclude il comunicato stampa, l'area progressista di Agrigento fa un appello a tutti i cittadini arrabbiati e offesi. I malintenzionati che amministrano la cosa pubblica si nutrono della nostra indifferenza. Scendiamo in piazza a manifestare, chiediamo la convocazione immediata di un consiglio comunale aperto alla città, si discuta del funzionamento della macchina amministrativa, delle sue inefficienze, delle degenerazioni e del malaffare diffuso.